Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Carissimi, oggi è la 25esima domenica del tempo ordinario. Siamo invitati oggi a riflettere sull'amore di Dio che ci ricompensa con grande generosità. In questa messa noi celebriamo Sincero di Sa Gloriosa, la nostra patrona. Preghiamo in questa messa per la sua intercessione per tutti noi, per il nostro paese, per tutti i suoi devoti. Carissimi fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge. Fa confermare i tuoi comandamenti, meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e reina con te, l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la tua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse:
discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono, uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutti i giorni senza fare niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dai ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quelle che voglio. Oppure tu sei invidioso perché sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, le letture di oggi hanno una cosa in comune: l'amore di Dio per noi. La Chiesa ci invita oggi a divulgare questo amore di Dio. Siamo invitati a mostrare questo amore ai nostri prossimi, al nostro prossimo, ai nostri fratelli e sorelle. Nella prima lettura di oggi, il profeta Isaia ci presenta un'immagine di Dio come un padre pieno di amore, un padre che è sempre pronto a accoglierci, a perdonarci. Un padre che vuole bene per tutti noi. Ci ha invitato a cercarlo quando è vicino. Ci invito dicendo: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio e malvagio abbandoni la sua via e ritorni al Signore
che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che eternamente perdona. Il Dio è pieno di amore, il nostro Padre, che il profeta Isaia ci presenta oggi. San Paolo, nella seconda lettura, esprime il suo amore per il Vangelo di Cristo. Per questo ci ha detto: comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Infatti per lui il vivere in Cristo e il morire è un guadagno. San Paolo ha offerto tutta la sua vita per il suo amore per il Vangelo. Per questo ci invita oggi a fare altrettanto, soprattutto attraverso i nostri stili della vita. Nel Vangelo di oggi Gesù ci presenta un dilemma. Perché ho detto un dilemma? Vorrei fare una domanda ora. Che cosa male il padrone ha fatto oggi nel Vangelo? Cosa male il padrone ha fatto? Una risposta. Cosa male il padrone ha fatto? Niente? Sicuro? Niente? Ma perché ha pagato tutti i lavoratori la stessa cifra? No, Mi ha detto che non ha fatto le cose. quello che aveva Ma pattuito. perché? Ha dato quello che aveva pattuito. Ancora, vorrei capire bene. Ha dato quello che aveva pattuito. Esatto. Wow. Ma può essere difficile capire questo. Potrebbe essere difficile capire questo. Se noi pensiamo come esseri umani, secondo la nostra standard, è difficile capire. E che perché il profeta Isaia ci ha detto oggi, nella prima lettura, di Dio dicendo: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Cioè, Dio non pensa come noi, non agisce come noi, ma oggi ci invita a pensare come Lui, ci invita a fare come Lui, che può essere difficile per noi, ma non è impossibile. La giustizia che ho mostrato oggi attraverso questa parabola è che ha dato primo gruppo, come hanno comprato, che padrone ha dato loro, come hanno comprato. Ma era difficile per loro comprendere. Carissimi, come siamo nel mondo, siamo nella vigna del Signore. Stiamo tutti lavorando nella vigna del Signore, in modi diversi, iniziando dalla nostra famiglia, nella nostra comunità, nei nostri posti di lavoro, oppure dovunque noi troviamo noi stessi. Tutti noi stiamo lavorando nella vigna del Signore, che ci ha chiamato. Non l'abbiamo scelto, ma è Lui che ci ha scelto. Ci ha messo nel mondo per produrre frutti che durano. Per questo stiamo lavorando nella sua vita. Ci ha messo nel mondo attraverso il suo amore per noi. Vuole bene per noi, ma verrà un giorno quando dobbiamo dare resoconto come abbiamo vissuto la nostra vita, come abbiamo lavorato ciascuno di noi nella sua vita. Ma è Lui che ci ricompenserà. Non importa quanto tempo, quanti anni abbiamo lavorato nella vita del Signore. Una cosa che è molto importante è come abbiamo lavorato.
è la bontà del nostro cuore. Questo è molto importante. Per questo molti in questo mondo possono lavorare nella figlia del Signore in questo mondo per 1 anno, 2 anni, 20 anni, 100 anni, quasi anni, ma Dio può decidere di ricompensare tutti la stessa cosa con il suo regno, perché è pieno di amore e misericordioso. Non pensa come noi. Una cosa che ho provato a spiegare anche con la difficoltà della lingua, è la frase che la padrone ha detto oggi nel Vangelo. Quando uno del primo gruppo ha lamentato, il padrone ha risposto a lui: amico, non ti faccio torto, prendi il tuo e vattene. Prendi il tuo e vattene. Prendi il tuo e vattene. Perché se fossero i primi gruppi partiti con la loro ricompensa, senza lamentarsi, non ci sarebbe stato un problema. Non avrebbe avuto un problema con il padrone. Ma come hanno lamentato, mormorato contro il padrone, per questo lui ha detto questo: sei invidioso che sono buono, non posso fare con i miei come io voglio. Sei invidioso. Come spiegato oggi, stamattina, qualcuno può essere non solo invidioso, non solo invidiosa, non solo, sì. È facile dire, ma il sentimento di invidioso è natura dentro di noi come esseri umani. Il sentimento non è peccato, ma una cosa che noi facciamo con questo, che noi diciamo con questo sentimento, che può essere un peccato. Come il mio gruppo hanno lavorato hanno preso tempo di controllare quanti il padrone ha dato ciascuno di loro. Iniziando con l'ultimo gruppo. Ha dato l'ultimo gruppo un denaro, wow, l'altro gruppo un denaro, sta arrivando a noi, il nostro può essere più. Guarda, questo sentimento stava crescendo così, ma alla fine, quando hanno ricevuto come, hanno concordato con il padrone, hanno subito dimenticato che hanno concordato con il padrone. Ecco perché il padrone ha detto: non ti faccio poco perché abbiamo inizialmente concordato con un denaro. Dio ci ama, vuole bene per tutti noi. Un'altra cosa che ho provato di spiegare da questa parabola è l'importanza di apprezzare gli altri, rallegrare, gioire con gli altri. Per esempio, quando una persona ha ricevuto una benedizione di Dio, cosa facciamo? Sarebbe bello dire: wow, complimenti, auguri, che bello, sono contento per te fratelli, sono contento per te sorella. Ma questa frase sembra semplice, ma qualche volta è difficile uscire fuori. Qualche volta quando gli altri
stanno dicendo: wow, bello, complimenti, avete cantato bene, wow, che bello, hai fatto bene registrazione oggi, Giovanni Battista, che bello, hai fatto questo, hai fatto... Ma possiamo dire, quando è la prima volta, non ha una notizia. Ma cosa c'è? Questo è un video che sta crescendo senza la nostra conoscenza. Apprezzare gli altri è molto importante, ci aiuta a ricevere anche di più doni da Dio. Se il primo gruppo hanno apprezzato l'ultimo gruppo, sarebbe una cosa bella come cristiani. Wow, carissimo, avete ricevuto come noi, wow, che generoso il nostro padrone, wow, ma non avete ricevuto noi, come abbiamo concordato, wow, complimenti, wow, auguri, complimenti. È bellissimo. Ma abbiamo bisogno l'umiltà per condividere nella gioia degli altri, come la nostra Madonna. La nostra patrona, che noi facciamo il suo sincero oggi, ha accolto il messaggio di Dio, la volontà di Dio, con umiltà, con cuore aperto. Ha condiviso con la sua gioia, con Elisabetta, e mi ha andato a visitare, a condividere nella gioia di Elisabetta. Che umiltà! È una cosa molto importante che stiamo invitando oggi ad imparare da lei. La sua fede. Dobbiamo ringraziarla. È veramente una mamma che pensa di noi, che ci ama come suo figlio, che prende cura di noi, che intercede per noi sempre, che ci protegga, che ci ha portato, che ci ha protetti fin dall'inizio del coronavirus. È sempre con noi. Anche oggi, come noi facciamo il suo sincero, e sembra che sta andando via da noi, ma non è vero, è sempre con noi. La nostra amicizia per lei deve crescere, deve continuare. Abbiamo fatto il suo discernimento il 29 giugno, ma oggi stiamo facendo sincero, che può essere molto emozionante, ma l'amore che dimostriamo oggi a lui, dobbiamo anche continuare con questo amore, questa relazione con lei, anche dopo oggi. La Chiesa quasi pienissima, con la distanza di sicurezza, ma pienissima. C'è ricordo dentro la casa. Ma siamo qui perché stiamo celebrando la nostra Madonna, la nostra patrona, ma non sta andando via, è qui con noi. Possiamo anche continuare con questo amore in modo pratico. Ogni giorno, come lei prega per noi, intercede per noi. Preghiamo affinché la nostra madre continua a procederci, a intercedere per noi, anche per tutti i suoi devoti. Sono convinto quando molte persone vengono da lontano, dai paesi vicini, per pregare davanti alla Madonna. Molti mi chiamano dalla casa canonica: padre, per favore, puoi aprire la chiesa per noi? Vogliamo dare un saluto alla Madonna. Da lontano, padre, siamo venuti da Dio, padre, possiamo.
nipoti della Madonna. Anche oggi, dopo la messa, molti hanno offerto grandi regali alla Madonna, anelli, e anche questo. Caterina, sì. Molti rosari, molti anche dopo la messa delle 11 oggi, una famiglia è venuta. Padre, per favore, anche la Chiesa per noi, vogliamo, è un promesso che abbiamo fatto alla Madonna, per favore. Guarda. Ma molti di noi abbiamo ricevuto alcuni miracoli con la nostra vicinanza con la Madonna. Ci sono tanti padri qui. Da me è capire che la nostra Madonna viva. È una donna dell'amore. Preghiamo, carissimi, in questa messa per la grazia di seguire l'esempio della nostra Madonna, per la grazia di sempre ricordare che è sempre con noi, per la grazia di apprezzare gli altri quando ricevono una benedizione da Dio, per la grazia di pensare come Dio, accogliere come Dio, come il profeta Isaia ci invita oggi a fare, attraverso l'intercessione della nostra Madre, Maria Santissima, la nostra patrona sagriosa. Preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa gloriosa, prega per noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese nel cielo. O per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, che si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, per il battesimo siamo tutti chiamati ad essere discepoli di Gesù Cristo, e non hanno senso le discussioni su chi tra i discepoli ha dei documenti. Ciò che veramente conta è la fede che agisce qui e ora. Con fiducia preghiamo insieme. Aumenta, o Padre, la nostra fede. Aumenta, o Padre, la nostra fede. A
sostiene la Chiesa nell'opera di evangelizzazione e chiama nuove vocazioni all'apostolato. Preghiamo. Aumenta, Padre, la nostra fede. Padre Santo, ispira alla tua sapienza e giustizia il lavoro dei nostri governanti, affinché agiscano sempre per il bene della persona e della vita. Preghiamo. Aumenta, Padre, la nostra fede. Padre Santo, dona a coloro che hanno subito offese e violenze la grazia di trovare nel perdono l'unica via della consolazione e della pace. Preghiamo. Aumenta, Padre, la nostra fede. Padre Santo, trasforma i nostri cuori. L'assidua celebrazione dell'Eucaristia ci renda sempre più simili al tuo Figlio, solidali nella carità con chi più soffre, soprattutto in questo tempo di emergenza sanitaria ed economica. Preghiamo. Aumenta, Padre, la nostra fede. Carissimi, nel silenzio del nostro cuore, presentiamo a Signore le nostre altre intenzioni. Preghiamo. O Padre, i tuoi pensieri non sono i nostri pensieri. Concedici la tua sapienza, perché sappiamo sempre riconoscere in Cristo tuo Figlio la vera via che conduce a te. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia grazie a Dio Padre Onnipotente. Signore, accetta dalle mie mani questo sacrificio, allora il suo nome e per la nostra santa Chiesa. Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci questo sacramento di salvezza, i beni nel quale crediamo e speriamo con l'amore di figli, per il Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inato i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo direttissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per il mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stesse le braccia sulla croce, morì e distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendo liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti,
remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il morte della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, per della vita e calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e a sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riduca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi paracadute della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i nostri cari defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi, che ogni tempo sono braviti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, Padre Dio, Padre onnipotente, l'eredità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la verità dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tutti i regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Amen.
prepararsi per la comunione. Usciremo tutti al centro della chiesa, poi entreremo a fianco. Siamo invitati a mantenere la distanza di sicurezza. Non dobbiamo fare niente in fretta, con calma, mantenendo la sicurezza, la distanza di sicurezza. Guardate al lato, prima anche alzare. Grazie. Amen.
Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Carissimi, domani sarà la festa di Santa Maria Paz. Abbiamo ricevuto 10 passi per la Sulas, poi 5 per Silis. La gente ha preso tutti per gli altri programmi che faranno lì. Ognuno può andare senza i passi, ma per la messa del vescovo deve essere coloro che hanno i passi. La Santa Messa domani inizierà lì alle ore 17:30, ma siamo incoraggiati ad essere lì il presto possibile per seguire le indicazioni. Venerdì prossimo qui a Masulas, 25 settembre, ci sarà un gruppo di preghiera della Madonna di Medjugorje alle ore 17:30 e a seguire la Santa Messa alle ore 18:30. Prima di iniziare il sensero, vorrei ringraziare a tutti voi per aver partecipato molto bene durante questa celebrazione. Vorrei ringraziare a tutti i gruppi per la vostra presenza. Anche ti chiedo, Gioia, complimenti, grazie per essere sempre presente con il Paolo. Fin da dopo notte, anche durante tutta la volta mi hanno aiutato durante la messa. Grazie. Sta preparando la prima comunione. Speriamo che si farà per essere possibile. Bravissimo Gioele, grazie. Vorrei ringraziare anche il gruppo di confraternità. E sembra che avete fatto un abito nuovi, abiti nuovi, e sembra conoscere quanto, giusto? Dio bene, complimenti. Sì, bene, complimenti. Sono contento anche a vedere Terenzio dopo qualche mese ora. Ringrazio il Signore per che continua con la guarigione. Ti auguro tanto bene. Ringrazio anche il gruppo di Santa Marta che hanno lavorato tanto bene in questi giorni. Guardate come l'altare è sempre bene, come al solito. Sono pochi ma buoni. Complimenti. Terzo sulle pagine. Ringraziamo anche il gruppo di Presepe che ha organizzato la festa di quest'anno. Bellissimo. Vi ringrazio tanto, fratelli. Accogliamo in mezzo a noi le suore. Dopo la vacanza trovate in mezzo a noi. Giovanni Battista, bravo, facci vedere le suore lì, bravissimo. Ti ringrazio tanto Giovanni. Ringrazio tanto il coro che ha cantato molto bene come al solito. Grazie, guidato da Gian Mario. Complimenti di coro, grazie di cuore. Ringrazio anche l'avvocato per la sua presenza, si sente la sua presenza, che suona per noi dei campani. Ora iniziamo con la celebrazione, il rito di sincero, portiamo la Madonna giù davanti alla madre, poi iniziamo il saluto alla Madonna. Sappiamo che non si tocca il santo, per favore, carissimi, sappiamo, tutti noi vogliamo, ma purtroppo è così quest'anno. Facciamo un segno di saluto alla Madonna, poi, come abbiamo fatto con calma durante la comunione, facciamo queste
tribolazione che noi proviamo noi stessi quest'anno. Speriamo con l'aiuto di Dio, con la speranza, possiamo recuperare tutte le protezioni prossime anno. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha ridetto il mondo ai colmi della sua benedizione. Amen. Dio ti protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, sa gloriosa, la nostra patrona, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa di sincero e gloriosa oggi, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Atro salus meus.